Ma buonasera, benvenuti, 21:30 spaccata, eccoci qua pronti per la prima puntata di Sardegna in gioco, il quiz ideato dall'Associazione Sardegna Rosso Blu, che ringrazio per avermi voluto alla conduzione di questo divertente percorso che ha poi i fini dell'associazione, cioè quello di promuovere la cultura, il turismo, lo sport, il commercio, gli emigrati della nostra Sardegna, insomma il territorio, come avrete visto sicuramente anche ieri sera con Sofia Carta in Io bevo sardo, beh, le eccellenze, e stasera in qualche modo ci occuperemo di tutte queste eccellenze, ma sotto forma di domande. Ormai per me è una grossa lunga diretta, sono qui nello studio della radio, dove tra l'altro sarò in diretta anche successivamente a questa serata e a questa prima di Sardegna in gioco, e ringrazio subito la redazione di Sardegna Rosso Blu attraverso anche gli autori, e qualcuno aveva Mario Bianchi in regia, io invece ho Sandro Pizzanti. Buonasera a P Mark, così dovrebbe essere appunto, o PA Mark, adesso non so la pronuncia esatta. Comunque stasera giocheremo e lo faremo attraverso delle domande che appunto sono poi quelle degli argomenti che vi ho appena elencato. Saranno 5 e giocheranno con noi 3 concorrenti. In realtà giocheranno con noi 3 concorrenti ogni puntata di Sardegna in gioco, saranno 8 in totale in questa prima edizione, in questa prima fase, e speriamo appunto che possa essere replicata, lo speriamo già fin da adesso. E saranno 5 domande alle quali appunto noi vi daremo il tempo di pensare e di rispondere, ma corrisponderemo anche, se risponderete bene a tutte le 5 domande, dei premi interessanti. Allora, a proposito di sostenitori, volevo ringraziare anche Eleven Travel Group, ristorante Opera Prima, Delogu Legnami, e ancora il Tocco Magico e Gioielleria Rocca per il sostegno, perché sono loro che poi vi daranno modo di godere di questi premi e soprattutto di andare ad usufruirne, perché insomma ci sono simpatiche sorprese che possono essere poi per tutti voi anche un'opportunità. Ormai siamo in un periodo dove dobbiamo cercare le opportunità, e stiamo riprendendo adesso dopo un periodo forse astratto, cioè della serie non l'abbiamo mai vissuto per qualcuno o non è mai finito per qualcun altro. Andiamo subito a conoscere però il primo dei 3 concorrenti che dovremmo avere già collegato. Si chiama Mario Blonda. Io lo saluto, Mario. Ciao Mario, Ciao, 62 anni, pensionato, sì, beato te, beato che te. pensionato, primo luglio, dal primo luglio, dal primo Quindi, luglio. dal 1° luglio non sei ancora pensionato. No, no, sto facendo ancora qualcosetta, Mi hanno però detto così, la no, ho redazione mi ha scritto. sbagliato io, ho scritto male, dai. Vabbè, non è un problema. Comunque tu fai l'operatore sociosanitario, o hai Sì, fatto? sì, ho fatto per 15 Ecco, anni. ti sei salvato in questo periodo di pandemia oppure hai Sì, dovuto... avevo dei pazienti a domicilio, ma qualcuno ha accettato di tenermi, si fidava di me, qualcuno aveva magari la badante e troppe persone non andava bene. Ho Però capito. sempre quelle accurate, però Hai avevano dato... bisogno, novantenni, sai eh, com'è? sì, come no. Quelli lì, le mogli 80 anni non è che possono lavare, fare. No, certo, Io certo, poi hai ho dato il lavorato contributo. in casa Mario, psichiatrica. Dimmi. Mario Blonda, che assomiglia a Mario Biondi, che saluto, che è un amico che però fa tutt'altro mestiere. Magari. Lo No, fa io cantare. amo più Pino Daniele, il mio idolo. Ah, sì, perché tu sei amante della musica anni Io sono 70, 80. amante, sono imitatore, canto, Ah, faccio parecchie allora cose. Per sei quello imitatore, ex aspetta, perché magari... calciatore, ex Ah, calciatore. anche ex calciatore. Beh, ma ragazzi, ma non ti sei Certo, risparmiato nulla. Proprio hai fatto ex, tutto. Allora, anche allenatore, pensa. A benissimo, Torino, perfetto. io ho vissuto Torino-Brescia, Ah, Brescia-Cagliari. ok, quindi ti manca solo postino e portiere d'albergo e basta. Postino è un mio amico, Postino è il tuo amico. Allora, è un mio so, amico. mi hanno detto che sei molto bravo a imitare Sì. Moggi da una parte, attento che lo No, facevo anch'io, e sì. Ciotti dall'altra. Non solo Ciotti, facevo tutto il calcio minuto per minuto. Ho Ci dai fatto un anche la assaggino, corrida. un La assaggino corrida. veloce? L'assaggino? Eh,
Allora va bene, Sandro, tieni la linea sino al termine. Sì, d'accordo, sono Enrico Ameri che ti parla dallo stadio comunale di Torino, dove la Juventus in questo momento... Attenzione, sono Ciotti, volevo soltanto ricordarti che il Napoli è passato in vantaggio. Attenzione, sono Luzzi da Lecce, il Cagliari è passato in vantaggio con un gol di Gigi Riva. Bravo! Grazie. Bravissimo. E poi Moggi, ti saluto con Moggi perché Moggi è il mio cavallo di battaglia. Allora ascoltiamo, prego. Allora, in pratica la Juventus è una società importante, però il mondo del calcio è ancora nelle mie mani, ma la gente non lo sa. E io, Girao De Bettega, abbiamo inventato il gratta e vinci. E lo Stato ci deve ringraziare. Guarda, me lo ricorderò tutta la vita. Te lo ricorderai per tutta la vita, anche tu che sei bravo. Bravo anche a portare avanti quella. E Bearzot lo sapevi fare, Bearzot? Sì, Bearzot, guarda, ho avuto anche modo di... dai, fammi la tua formazione, dai, fammi la tua formazione, dai, fammi la tua formazione. Va bene, allora io sarei qua tutta la sera a farti fare imitazioni, ma dobbiamo andare alle 21:36, sennò poi gli altri concorrenti diranno... 21, andiamo. Allora, 5 domande che ruotano intorno, come vedete anche nella schermata, a cultura, turismo, commercio e migranti. Partiamo dalla prima, devi saper rispondere bene a tutte e 5 le domande per portarti a casa un premio meraviglioso che ti dico già adesso, essendo tu un ex calciatore, è la riproduzione della maglia dello scudetto offerta da Il Tocco Magico. Quindi questa sarebbe una bella cosa da tenere lì, visto che siamo anche nell'anno del centenario. Allora, parto con la prima domanda di commercio, che in realtà possiamo anche sposare un po' con la cucina, perché è legata a un piatto della tradizione della Sardegna. Allora, sei pronto? Sì. Qual è il piatto tipico della tradizione sarda a base di semola, formaggio, miele o zucchero come condimento? Eccola qua, in sovraimpressione anche la domanda. Le buonissime seadas. Bene, io mi esprimerò solo alla fine, non dirò... No, bene. Vado a farti la seconda domanda. Di cultura, qual è il nome del monumento preistorico tipico della Sardegna, generalmente costruito con grossi blocchi di roccia sovrapposti e adibito a dimora fortificata? Potrei aggiungere che qualcuno ha scritto nei giorni scorsi che visto uno, visti tutti. Il nuraghe. Nel frattempo mio figlio ha starnutito, ma questo è un altro discorso. Non è il nuraghe. La risposta è? Io credo, dico il nuraghe. Mario, ecco, bravo. Leggi la domanda, hai detto il nuraghe. La teniamo, ma leggi sempre la domanda. Io vi consiglio questo. Quando siete un po' rileggetevi la domanda, così almeno potete vedere. Allora, nuraghe, io ho sbagliato, sì. Ho sbagliato, lo sapevo, dai. No, fermo. Non andare oltre. Hai detto nuraghe e noi teniamo nuraghe, nel senso che teniamo. Intanto le seadas le mangi? Sei uno che le apprezza? Ma adesso sono a dieta, sono mia moglie dice che peso troppo. Ma come? Cioè ti ha fatto mangiare troppo in quarantena? In quarantena, bravissimo, in quarantena. Ti ha dato più di brutto adesso. Mario, al mare ti voglio... I bronzetti mi sono venuti in mente. Allora, attenzione, lo sport e il calcio dovrebbero essere la tua disciplina. In pratica hai ragione. Ecco, allora ti rispondo come mi ricorda nell'82. Ti dico come avrebbe detto Scalfaro. Mi raccomando, Mario, devi rispondere devi rispondere perché non riesco a dire adeguatamente. Allora, sport. Bravo, perché io questo gioco al massacro, soprattutto non ci sto. Massacro. Come si chiama sport? Leggila in sovraimpressione, guarda il monitor, perché tu guardi tua moglie che ti sta chiedendo, però Mario. Come si chiama il giocatore uruguaiano che ha militato nel Cagliari Calcio dal 1990 al 95, soprannominato Pepe? Sinceramente Pepe. Io
Penso Francescoli, penso, non lo so sinceramente. Credo La Francescoli. tua risposta, verrebbe da dire, come avrebbe detto Jerry, la tua risposta definitiva? No. No. Allora Pepe potrebbe essere Herrera? Allora, attenzione, tu hai pensato ad Herrera, alta voce, giusto? Tu hai pensato ad sì, alta voce. Tu hai pensato ad alta sì. voce e poi dopo, in realtà, Ho quel pensiero ad detto alta voce noi non l'abbiamo sì. sentito e tu hai detto dopo? Herrera, suocero di un altro calciatore attuale Adesso io non mi prendo la briga di dell'Inter. dire sì, no, forse sarà la No, regia. no, Herrera. No, sarà la regia che valuterà se la prima risposta al Perfetto, pensiero ad io alta mi voce. fido, non vado oltre. No, no, Mi fido certo, di certo. voi, mi fido di voi. Passiamo alla sezione emigrati. Attenzione. Come si chiama il politico sardo nato a Sassari che fu presidente della Repubblica Italiana dall'85 al 93? Magari lo sai anche imitare. Sì, Cossiga. A picconate, Mario, ti prendo a Picconate. Sono picconate. molto contento. Sbagliata la Sì, è risposta. lui, bravo, a Picconate. Allora abbiamo l'ultima domanda, Mario, attenzione, l'ultima domanda che è legata al turismo. Senti, ma quante frustate ti ha promesso tua moglie se non vinci? Quante? Frustate, no? Perché mi sembra che sia lì No, con la no, bacchetta, no? divorzia, ha detto che divorzia. Addirittura? Mia Va bene. moglie... Mario, stai attento a come tieni il telefono perché stai uscendo dall'inquadratura, ti vediamo una guancia, non vorrei... Ecco, perfetto, bravo. Eccomi Così ti qua. vediamo bene in tutte le tue espressioni. Vogliamo vederti bello così come sei. Turismo, Sì. turismo. Guarda la domanda Vai, in sovraimpressione che adesso la regia vai col di turismo. Alessandra ti manda in onda. Eccola qua, eh. Qual è la città sulla costa nord-occidentale conosciuta anche come la Barcelloneta sarda, ovvero la piccola Barcellona? Bellissima Alghero. Oh, allora, Oh, queste sono le 5 domande, adesso tu hai risposto come va? e Ok. hai dato questa risposta che ha chiuso appunto le nostre 5 domande ufficiali. Perfetto. Ora, Dimmi. noi prima di andare a vedere le tue 5 risposte, ti chiediamo di attendere un attimo perché abbiamo un promo importante, perché poi sabato inizia anche Sì. un'altra bella trasmissione che è il Quinto Moro di Pago, che saluto con grande affetto il mio amico Paguzzo, promo, e poi andiamo a vedere le tue risposte e soprattutto se saranno esatte e combaceranno con le mie, ok? Certo. Va bene, Grazie. state lì. A dopo. Dal 6 giugno il Quinto Moro con Pago su Sardegna Rosso Blu Web TV, perché poi insomma è una grande famiglia. Nel frattempo saluto anche tua moglie che è lì, è apparsa per un attimo, l'abbiamo vista. Mia moglie, c'è il suo... Sì. Mia moglie è la mamma di un tuo amico, mi ha detto lei. Ah, non Mamma di un mio dirglielo. amico? Vabbè, Sì? ma non è mia, non è Allora, mio figlio. Te lo dico la poi un sapevi, giorno. no. La risposta è che non sapevo chi è il mio amico. No, ha detto di non dirlo, non lo so. Poi te lo dico in privato. Quel gran genio del mio amico Battisti. Quel gran genio del tuo amico. No, vabbè. no, in allora, privato. Te lo dico va bene, in privato. Allora, attenzione, Federico chiede per partecipare, è facile Federico, basta mandare una mail a info@sardegnaRossoBlu.it e vi candidate, poi la redazione fa una, come diceva un mio amico, ma non è suo figlio, non è tuo figlio, una cernia e vedremo chi sarà fortunato, insomma, che parteciperà a queste puntate. 3 concorrenti, 24 concorrenti in tutto sostanzialmente. Detto questo, allora andiamo a vedere le risposte che hai dato, caro Mario, ok? Sì, caro. Allora, la prima domanda: qual è il piatto tipico della tradizione sarda a base di semola, formaggio, miele o zucchero come condimento?
tu avevi detto Seadas. Seadas, e la risposta è esatta, è esatta. Ah, grazie, grazie, ho capito. Prego. Allora, cultura, avevamo chiesto qual è il nome del monumento preistorico tipico della Sardegna, generalmente costruito con grossi blocchi di roccia sovrapposti e adibito a dimora fortificata. Tu avevi detto nuraghe, poi hai detto no, caspita, ho sbagliato, sapevo, ho sbagliato, ma è il nuraghe, certo che è il nuraghe. Sì, Grazie, alla faccia di Massimo Fini, il giornalista del Fatto Quotidiano, certo. uno visti tutti. Vabbè, certo, ha ragione. Ha ragione Massimo Fini, come ha ragione? Vabbè, sullo sport avevamo chiesto come si chiama il giocatore uruguaiano che ha militato nel Cagliari Calcio dal 90 al 95, soprannominato Pepe. Adesso però chiedo l'aiuto della regia, perché il tuo pensiero ad alta voce è stato Francescoli. Ok, allora la regia mi ha dato già un'indicazione, quindi la tua risposta è stata José Oscar Herrera hai detto, e quindi la risposta è esatta, esatta. Quel pensiero non l'abbiamo sentito. Sì, grazie mille. Bravo. Allora, il presidente della Repubblica Sardo, nato a Sassari, presidente dall'85 al 93, a Picconate, non poteva altro che essere Francesco Cossiga. Chiudiamo con il turismo. Qual è la città sulla costa nord-occidentale conosciuta anche come la Barcelloneta sarda, ovvero la piccola Barcellona? Ma sì, Giuni Russo cantava "Voglio andare ad Alghero, compagnia di Mario Blonda". Il piemontese ha fatto Ah, sei piemontese. È piemontese. Io sono nato a Napoli, però ho vissuto tutta la vita in Piemonte e 6 anni a Brescia. Ecco, allora che cavolo ho sposato una sarda. Che giro, beh, brava, è sempre così, ragazzi, sono sempre le donne sarde che ti fregano. Anche tu, eh? Sì. Io ti seguo, non pensare. Ti ringrazio. Ti ringrazio molto. Vorrei venire a trovarti per fare qualcosetta, ma in pensione si può fare. Va bene, okay? Dai, adesso da luglio avrai tutto il tempo la mattina di venire anche a trovarci di là, nella parte quella canonica. Va bene, allora per te ringraziamo il tocco magico, la riproduzione della maglia dello scudetto del Cagliari. Quindi quale premio? Una bella taglia grande però. Ciao. Una taglia grande. Adesso poi vi metterete d'accordo con la redazione su queste cose qua. Ti ringrazio, mi ha fatto molto piacere conoscerti. Altrettanto venire a trovarti, Va bene, ma non sappiamo il nome di tua moglie, però non l'abbiamo saputo. Mia moglie si chiama Patti. Va bene, Patti. Allora Patti Chiari e amicizia lunga. Ciao Mario, ciao. Ciao, salutiamo il tuo documento che allora attenzione, perché andiamo subito in ritardo a raccogliere la seconda concorrente, che è una donna e si chiama Alessandra Sorcinelli, e nella vita è un'esperta in pubblica amministrazione, segretaria Will dell'Ateneo dell'Università di Cagliari, insomma c'è un sacco di cose che si porta dietro, ha un hobby bello, che la cultura insomma viene avvalorata, la poesia e poi anche il teatro. Alessandra, benvenuta. Oh, buonasera, sono reduce da una diretta e sono un po' sfonata. Ciao, buon lavoro. Una vita in diretta a recuperare mi piace. A ricucire la Repubblica, buona festa della Repubblica. Mazza ragazzi, che responsabilità. Allora Alessandra, vale la stessa cosa che valeva per Mario, che avrai seguito forse? O non lo so, se l'hai seguito, però vale, dicevo la stessa cosa. 5 domande, rispondendo bene a 5 domande porterai a casa uno dei premi in palio, e per te c'è un weekend, 2 notti in hotel ad Alghero. A proposito di Alghero, che era l'ultima risposta, cara fantascienza virtuale. Ma no, ma perché? Allora tu parti subito così, già è scoraggiata.
per neanche dare... Certo che sì. Cioè, come sei in cultura generale? Come sei? Solo sulla Ma a poesia? quest'ora non lo so, ma poi non lo Quest'ora so, non lo l'ho visto sport, ho visto roba che ho detto Ma aiuto, sì, no, ma no. sì, sì, non ti preoccupare, siamo buoni, poi vedremo cosa dirà Alessandro Pazienza. Pizzanti. L'importante è essere qui e Pizzanti. salutarti, mi fa molto piacere. Grazie, sono contento anch'io. Allora, salutiamo tutti quelli che ci stanno seguendo innanzitutto per questa prima diretta su Sardegna Rosso Blu Web TV con Sardegna in gioco. Allora, giochiamo. Sei pronta? Sì, proviamo. Vado? Parto dal commercio, Sì. anche perché in realtà, ripeto, è commercio, ma anche un po' in di tipicità della Sardegna. Allora, la prima domanda per Alessandra Sorcinelli è questa qui. La vediamo anche in sovraimpressione tra poco. Qual è il nome del più famoso pane sardo, formato da 2 sfoglie sottili e croccanti, ma che questo è difficile, è molto difficile, ottenute attraverso una doppia cottura nel forno a legna? Pensaci, Alessandra, prenditi tutto il tempo, per questa roba qua cioè, questa domanda è proprio... Pane Carasau. Brava, stavo per dire entro stasera, perché poi dopo domani ci sono altri programmi e quindi pane Carasau. Allora, noi la prendiamo, la mettiamo lì in pane Carasau. La prima l'abbiamo giocata. Cultura. Qui dai, qui una come te che ha... No, non c'entra nulla, qui c'è l'ansia. Allora, leggi la domanda anche tu, io te la leggo io, ma tu la puoi leggere a mente. Qual è il nome delle statuine di divinità femminili di epoca premuragica rinvenute in Sardegna di varia tipologia, materia, prevalentemente argilla, e cronologia? Questa è un po', questa è una domanda sicuramente un po' più articolata. Allora, io non posso... Cioè, allora, aspetta, non ho capito neanche la domanda. Qual è? La rileggo. Sì, Qual piano, è il nome? perché sono 2 domande. No, beh, una però... cronologia è una domanda. Qual è il nome delle statuine di divinità femminili di epoca prenuragica rinvenute in Sardegna di varia tipologia, materia, prevalentemente argilla, e cronologia? Ah, ma non ho idea di che cosa possa essere la cronologia, cioè di che periodo, non lo so. Saranno, non lo so, non voglio dire resine, non sparo, non mi piace, preferisco saltare la domanda che dire cose sbagliate. Non lo so, sono le statuine della mia madre, ma non ho idea di come si chiamino, ci vogliono un intende di esperto. diverso periodo per cronologia. E meno male che mi avevate detto vieni che le domande sono facili. Queste sono per gente del museo archeologico, non per me. Io non ti ho detto nulla perché ti vedo adesso per questa sera. Nel senso, vai a giocare, che è facile. Ma che facile. Allora, è una canzone dei Tazenda, ti posso dare questo aiuto? Ma non ho idea, non le conosco. Non ho proprio idea, proprio la salto. Hai detto, scusami, non ho proprio... No, ho detto la dea madre, ma non c'entra niente. Hai detto, scusami, ripeti? La salto, ho detto. No, hai detto, cosa hai detto? La dea, non ho idea, ho detto. Hai detto dea madre, l'ho sentito io con le mie orecchie. Ma ho detto dea madre e basta, poi sì. Basta. Poi non... Fine. Sì, allora ma l'epoca... ci fermiamo. Non serve più altro. Cronologia, 13.000 anni fa. 10.000 anni fa. Adesso non facciamo uscire il sangue dal naso a chi ci sta seguendo da casa, ma che tanto lo sanno, ho detto già che non lo so. Per il mondo. Ma figurati. Andremo a controllare dopo, insomma. Almeno hai dato una risposta, è una cosa importante. Non era facile per niente. Allora, no, per chi ha detto i lavori, sì. Sport, andiamo oltre, forse siamo più buoni. Qual è il nome del cantautore sardo, dai, caspita, ad aver ricevuto l'onorificenza di ufficiale dell'ordine dell'impero britannico? La regina lo ha insignito per meriti sportivi. Senti qua come si dice in inglese, senti come si dice, member of the British Empire. Senti qua, attenzione. Ah, Zola? Ma siamo sicuri? Hai detto Zola? Non lo so. Va bene, hai detto Zola, mi dicono che hai detto Zola, quindi va bene. Allora andiamo all'ultima, che è legata agli emigrati, che Zola è un emigrato. Qual è il nome dello scrittore ad aver vinto il premio Campiello prima del 2016? Prima nel 2016 con il libro dal titolo La teologia del cinghiale. Prima nel o prima del?
Gesuino Nemus. Gesuino Nemus. Io qui ti dico la verità, su Zola sarei andato liscio, avrei detto anch'io così. Sulla Dea Madre avrei fatto scena muta a manetta, proprio. Avrei detto, prof, mi è svenuto il gatto, ho dovuto soccorrerlo. E su Gesuino Nemus avrei inscenato una crisi epilettica, probabilmente, per evitare di rispondere, perché proprio, vabbè, allora, attenzione, bravissimo, Gesuino Nemus è una perla, bravissimo. Caspita, aggiungo, caspita, non so neanche chi sia, ma... Teologia del Cannonau, teologia del cinghiale. Pensa un po', io mi scuso con Gesuino dell'ignoranza, ma va bene. Allora, prima di andare a vedere se le tue 5 risposte sono corrette, andiamo a invece ricordare che c'è un TG rosso-blu dal lunedì al sabato, 3 edizioni giornaliere, e questa è una cosa che vogliamo ricordare con un piccolo video, così ti diamo il tempo di prendere fiato e di ristorarti un attimino. Ok? Grazie. Prego. Bellissimo. Ora, ricordate anche questa cosa di rosso-blu, io direi che andiamo dritti a ripercorrere le tue domande, perché sennò poi l'ultimo concorrente già sforiamo, cioè qui dovevamo chiudere alle 22, stiamo già in ritardo. C'è Pier Silvio che poi ci picchia. Pier Fabrizio Serra. Detto questo, andiamo a rileggere le tue domande. La prima: qual è il nome del più famoso pane sardo formato da 2 sfoglie sottili croccanti ottenute attraverso una doppia cottura nel forno a legna? Pane Carasau hai detto, e pane Carasau è giusto, brava Alessandra, brava. Intanto preparati una poesia piccolina per chiudere, perché è importante. Così. Piccola. Sì, così. Cultura, qual è il nome? Seconda domanda di cultura, qual è il nome? Questa era la domanda difficile, delle statuine di divinità femminili di epoca prenuragica rinvenute in Sardegna di varia tipologia, materia, prevalentemente argilla e cronologia. Hai detto, dopo averci pensato bene, Dea Madre. No. E Dea Madre è giusto, brava Alessandra. Poi, qual è il nome del calciatore sport? La terza domanda, sardo, che ha ricevuto l'onorificenza ufficiale dell'Ordine dell'Impero Britannico. Insomma, è Zola, lo sanno anche i muri, quello non c'era. Sì, tu sei addirittura sorpresa. Sto scherzando. Chiudiamo con... Ah no, aspetta, non ho fatto l'ultimo, mi sa che ho saltato una domanda, sai? C'è l'ultima. Emigrati, qual è il nome dello scrittore ad aver vinto il premio Campiello, opera prima 2016? Quello è Gesuino Nemus, brava, sì. Non l'avrei mai detto, ma sono io che non ho visto che c'era un'altra domanda, pensavo di averne già fatto 5. Quella sul turismo, attenta perché hai risposto bene, guarda, questa è l'atmosfera. 4 domande giuste, ne manca una per andare a viverti queste 2 notti in hotel. Qual è il nome del bellissimo e suggestivo canyon naturale di origine sarda situato nel Supramonte al confine tra i territori dei comuni di Orgosolo, Oliena, Orsulei ed Orgali? Gorroppu. La gola di Gorroppo! Ma brava Alessandra! Alessandra, te ne vai 2 notti all'Alghero in compagnia vai, grazie! Sono troppo contenta, grazie, erano tutte difficili però. Certo, ma erano difficilissime, bravissima Alessandra, guardate, scrivono dalla redazione, ma molto brava, in effetti, molto molto brava. Io non avrei risposto a tutte, anzi avrei già 2, forse 2 avrei risposto. Piccola poesia. Qualcuno era così, vabbè, ma il premio era un bel premio. Grazie, appunto. Grazie piccola a voi. Poesia, ce la fai? Piccola poesia? Sì, la dico, certo. Vai, veloce, però breve. Come? Che non ero preparata dal mio libro, avevo sempre le scarpe rosse, ce l'ho qui. Bravo, ecco, stasera che colore ce le hai? Leggo solo piccina, così non vi faccio perdere tempo, giusto che del tempo si parla. Adore. Perché abbiamo già il concorrente in linea, l'altro, vai. Adore, amore e onore. Adore, torpore dopo l'amore. Torpore e calore
durante l'amore. Capito? Calore, colore, contorno d'amore. Colore e dolore, questo è l'amore. Dolore ed amore, serbando l'onore, adore. Vabbè, L'avevo ma sempre che di Scarpe meraviglia! Rosse di Alessandra Sorcinelli. Ma che meraviglia, brava Alessandra! Buon weekend, buon 2 giorni, insomma, grazie per aver giocato con noi. Grazie a voi, grazie ancora, buona serata. Ciao, grazie, ciao, 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 ciao. Andiamo subito a chiudere questa puntata che è già in ritardo e quindi mi metteranno una multa con Angelo Caredda che è collegato, eccolo qua. Angelo Caredda è un operatore che lavora nel sociale. Ciao Angelo, come stai? Bene, bene, grazie. E anche tu spremuto in queste pandemie o di pandemia una? Sì, beh, diciamo, ahimè, sì, purtroppo Più o sì. meno. Allora, ami giocare o ami guardare il calcio? No, guardare. Guardare, perché mi sa che la posizione lì sulla poltrona è più comoda. Hai ragione. No, io sono stato un ex arbitro di pugilato. Ah, dai. E hai preso anche tu qualche cazzotto per sbaglio ogni tanto oppure niente? Sfiorato una volta. Sfiorato, meno male. E poi ami il mare, del resto vivi in Sardegna e ami i cani, bravo, quindi amici a quattro zampe. Quanti cani hai? Ne hai uno? Due? Ne ho due. Sono qui vicino a me proprio. Dai, come si chiamano? Ciao cane, ammazza che quello è un Rottweiler però, quello lì è simpatico, eh. Sì, è un Rottweiler, sì, si chiama Va bene, Roman, allora pesa 65 kg. Roman, sits, così gli dico di darti un aiuto da casa, magari Roman può darti. Allora, sei pronto? Sono pronto, dimmi. Partiamo anche per te, commercio, cultura, sport, emigrati, turismo. Io turismo prima me lo stavo per dimenticare, invece no. Allora, partiamo dalla prima domanda, Angelo. Sì. Sovraimpressione, mi raccomando, la puoi leggere anche tu. Qual è il nome del vino rosso di maggior prestigio della nostra regione che si accompagna tradizionalmente con i piatti di carne tipici della Sardegna, porchetto agnello e capretto arrosto? Qual è? Dai, facile questa, dai. È quello lì. Cannonau. Cannonau di Sardegna. Cannonau di Sardegna DOC. Va bene, noi la prendiamo. Cannonau hai detto, va bene. Ci sono talmente tanti vini, per parlare di vini vi rimando a lunedì prossimo a Sofia Carta, io bevo sardo, lei è brava, bravissima, per quello che è la spiegazione dei vini. Sì, Fede, l'ho capito, sì, è mio figlio che mi dà dei consigli da casa, lui invece. Allora, sì, ho capito, non c'è problema. Allora, cultura, seconda domanda. Qual è il nome dello strumento musicale tipico della Sardegna, caratterizzato da un suono unico e inconfondibile che fornisce l'accompagnamento perfetto, diciamo, per i balli e i canti della tradizione sarda, che quelle lì, dai, sono famosissime. Quello classico tradizionale, la launedda. La launedda, più di una come finisce? Launedda. Al finale, con la S come in inglese, finale, va bene. Esatto. Nel senso che prendiamo per buona questa tua risposta, poi vedremo se sarà giusta o meno. Sport, qual è il nome del cestista sardo? Qui non è facile se non sei uno che conosce, però vediamo. Attuale playmaker della Dinamo Sassari che ha debuttato quest'anno nella nazionale italiana di pallavolo. Sì, Spissu, grande Marco Spissu. Cioè, non gli è capitato Spissu, però adesso invece è lì Spissu e Sovente e Spissu. Allora, attenzione, se sarà Spissu lo scopriremo dopo. Andiamo alle ultime due domande, caro il mio Angelo, e hai come Angelo custode Rommel, lì davanti a te. Rommel e anche la fidanzata, Gretel. Gretel? Gretel, sì. Allora non potevi chiamarlo Ansel, scusami, il primo? No, è perché lui è più grande, lui ha 3 anni, lei ha 7 mesi. Ho capito, Ansel e Gretel era più, capito? Vabbè. No, Rommel, 1, 2, 3. Sì, allora, sì. emigrati, visto che abbiamo parlato del tedesco. Okay. Qual è il nome del gruppo musicale ad aver partecipato al Festival di Sanremo del 1991, con la versione italiana della canzone Desamparados? L'ho detta bene, Desamparados.
presentata con Pierangelo Bertoli e con il titolo Spunta la luna dal monte. Adesso do una testata forte qua se sbagli, fortissima No, era sulla detta parte azienda, non posso sbagliare perché detta azienda, il grande Parodi abitava proprio qui a un tiro di schioppo da casa mia. Salutiamo Andrea dovunque lui sia, so che era un grande, sì. ci sta magari guardando e seguendo. Vedremo dopo se sarà giusto. Chiudiamo con il turismo, l'ultima domanda, siamo già in ritardo di 5 minuti, ci sono già 5.000 euro di penalità per quanto mi riguarda, ma vabbè, pagherò con comodità. Qual è il nome della località dell'arcipelago del Sulcis diventata comune onorario della città metropolitana di Genova e facente parte del circuito dei borghi più belli d'Italia? Attenzione, attenzione, leggila bene, non sbagliarti, dell'arcipelago del Sulcis. Abbiamo dato le 5 risposte, Carloforte è stata l'ultima e allora adesso dobbiamo andare a vedere con il resoconto se abbiamo fatto l'unplane o se no se è partita patta. No, patta no. Seduto, sto seduto. Bravo, stai seduto perché per te c'è una cena per 2 al ristorante Opera Prima se sono tutte giuste e non so se vuoi mandarci Ansel e Rommel. Magari puoi mandarlo. Allora attenzione, riepilogo, vediamo un po' le risposte. Qual è il nome del vino rosso di maggior prestigio della nostra regione che si accompagna tradizionalmente con piatti di carne tipici della Sardegna, porchetto, agnello e capretto arrosto? Hai detto Cannonau, e Cannonau di Sardegna, Doc, è la risposta esatta. Ma sì, Angelo, sì. Seconda domanda, la cultura, quella legata allo strumento tipico della Sardegna, insomma l'abbiamo vista, l'abbiamo letta, caratterizzato da un suono unico, inconfondibile, che fornisce l'accompagnamento perfetto ai balli e ai canti della tradizione sarda, ma per forza le launeddas, islauneddas, come hai detto tu. Io sono poco credibile quando parlo il sardo, ma ci provo, come si dice. Sport, attenzione, il nome del cestista sardo attualmente playmaker della Dinamo Sassari, che ha debuttato quest'anno con la nazionale della nostra Italia, quindi della nostra pallacanestro, Marco Spissu. Esatto, la risposta è giusta. 2 domande per capire se te la vai a magnà oppure no. Emigrati, qual è il nome del gruppo musicale che ha partecipato al Festival di Sanremo del 91 con Pierangelo Berto e la canzone che era appunto nella versione italiana di Zamparados, la versione italiana della canzone di Zamparados, che è poi diventata appunto Spunta la luna dal monte. Ma sì, Tazienda, e salutiamo davvero di cuore tutti, Gigi, Gino, Nicola, Nite in questo caso, ma il grande Andrea Parodi, che era lui là a cantarcela, e io ero piccolo dalla Lombardia, dove non eravamo ancora contaminati, eravamo ancora liberi senza che nessuno dicesse niente. Detto questo, chiudiamo con il turismo, l'ultima. Angelo, stai un po' sulle spine? No, stai sul divano. Non credo. Stai sul divano, che spine, giustamente. Alle 22.08 questa risposta potrebbe darti l'accesso con mascherina e guanti al ristorante. No, scherzo, con tutta la possibilità di andare a goderti una bella serata, una buona serata. Dobbiamo vedere se la risposta è esatta. Qual è il nome della località dell'arcipelago del Sulcis, diventata comune onorario della città metropolitana e facente parte del circuito dei borghi più belli d'Italia? Tu hai detto? Carloforte. Carloforte, sì! Mi hai fatto spaventare. Angelo, sei il mio angelo e sei l'angelo di Ansel e Rommel anche. Bravo per 2 al ristorante Opera Prima. Angelo, grazie davvero di cuore per aver giocato. Grazie a voi, grazie a tutti. Ti abbracciamo forte, ciao. Anche io, a voi, ciao Matteo, buona serata, grazie, ciao Matteo, ciao. Web TV, perché ci sono tanti appuntamenti. Salutato Angelo, che voglio ricordarvi per salutare anche voi, perché siamo arrivati in fondo, in ritardo, ma in fondo. Quindi Angelo, ti voglio ricordare che ci sono i vari format che sono partiti già ieri con Sofia Carta, Io bevo sardo. Se apprezzi il vino sardo alle 19:30 del lunedì, collegati, che sarà sicuramente interessante. Poi c'è 11+1 sempre lunedì, rosso blu, 11+1 rosso blu con Fabrizio Serra, che ospiterà e ospita ex giocatori del Cagliari Calcio. Poi il giovedì l'agenda rossoblu con Cesare Monni dalle 21 per consigliare cosa fare nel weekend. A giovedì 18
di giugno, però, quindi ci vuole ancora un pochino. E poi il sabato il Quinto Moro con Pago Paguzzo, il cantante Pago, che racconterà un po' di aneddoti, storie, intervisterà un po' di amici, VIP, non VIP e quant'altro. Inoltre dal lunedì al sabato, aspetta Fede, ho finito, poi ti do udienza, aspetta, dal lunedì al sabato il TG Rosso Blu con Fabrizio Serra alle 8, con le repliche alle 14, alle 21, sottotitolate in spagnolo, Angelo, e in inglese. Se non sai l'italiano sei a posto, sai lo spagnolo, sai l'inglese è a posto. E allora spagnolo qualcosa. Tutti i nostri sostenitori da Eleven Travel Group, ristorante Opera Prima, che ti delizierà sicuramente, dell'Ogo Legnami, il Tocco Magico e Gioielleria Rocca, e vi do appuntamento a martedì prossimo sempre qui alle 21:30 con altri 3 concorrenti per Sardegna in Gioco. Grazie davvero, un abbraccio a tutti, buonanotte, ciao Angelo, ciao Ciao Matteo.